La Riviera del Brenta si colora nuovamente di fiori, tradizione e storia con Riviera Fiorita, giunta alla 45esima edizione e che domenica con il corteo acqueo vedrà anche la prima uscita ufficiale della conferenza dei sindaci degli unici comuni della Riviera. Uno spettacolo unico, corteo d'acqua bellissimo che parte da Stra e arriva fino a Malcontenta. Tantissime imbarcazioni, tantissimi vogatori e soprattutto la magia del nostro territorio. Il corteo acqueo con un centinaio di imbarcazioni partirà alle 9:30 da Stra per concludersi a Malcontenta, unendo le bellezze di Venezia a quelle della terraferma. Non mancherà infatti l'omaggio alla venezianità più sfarzosa e aristocratica interpretata dai figuranti in abito storico del Settecento veneziano. Il volere nostro quest'anno è stato quello di unire quello che è la parte storica di Venezia e del Naviglio Brenta, che poi sappiamo, no? È la continuità del Canal Grande che portava tutti i viveri, il carbone e tutto il resto nelle ville venete, e unirla con quello che è oggigiorno la realtà del nostro territorio, della nostra Riviera del Brenta, e quindi tutte quell'artigianato che possiamo non solo toccarlo o indossarlo, ma soprattutto possiamo degustarlo. L'evento, partito giovedì 7, continua dunque il suo percorso di valorizzazione del patrimonio artistico e umano lungo la riviera, antica via d'acqua, nonché contesto storico-ambientale, offrendo ai residenti e turisti sempre nuove opportunità. Riconfermati infatti gli appuntamenti più amati come i mini tour in gondola, le degustazioni guidate di gelato gastronomico, le passeggiate accompagnate nei centri storici e nelle ville.